Al lavoro per cambiare passo, questo è il titolo di un'iniziativa in programma sabato prossimo 17 dicembre al Palamel di Porto Empedocle. È uno degli appuntamenti del calendario natalizio della città marinara incentrato e proiettato alla solidarietà. Promotrice della manifestazione Daniela La Scala, responsabile provinciale di AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. ABSI lavora da più di 20 anni a contatto con i profughi. Innanzitutto dobbiamo specificare una cosa, che ABSI lavora sì anche in Italia per i migranti che arrivano qui nella nostra terra, ma soprattutto verso le loro terre, verso le loro case. Questo per educarli, per dargli l'opportunità di attivare un mestiere, di aprirli ad un lavoro che li possa far rimanere a casa loro. In occasione del Natale Empedoclino abbiamo voluto inserire questa manifestazione di beneficenza appunto al Palazzetto dello Sport AMEL di Porto Empedocle. Cosa c'entra AVSI? Perché tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto ai progetti che AVSI finanzia durante questa campagna tende. Tutte le strutture sportive coinvolte di Agrigento e Porto Empedocle aderiscono a questo progetto mettendo in campo i loro istruttori che metteranno appunto a disposizione le varie discipline. La gente che vorrà partecipare dovrà semplicemente venire la mattina di sabato 17 dalle 9:30 in poi presso il Palazzetto dello Sport e con un contributo minimo che andrà totalmente in beneficenza ad AVSI potrà partecipare alle varie discipline sportive. Non solo sport per la beneficenza, ma anche momenti di riflessione e soprattutto testimonianza sarà presente. Infatti Alessio Baldaccino, volontario di AVSI impegnato in prima linea in Africa e in Burundi nelle missioni umanitarie.